Cari telespettatori, cari telespettatrici, venerdì come ogni venerdì lo spazio dello CGIL del Veneto e questa settimana siamo in diretta. Perché? Perché la settimana prima delle festività natalizie, perché c'è da fare il punto di una situazione, ci sono alcuni aspetti che comunque sono molto importanti ed è bene sottolineare, perché vogliamo anche dare alcune risposte ad alcuni di voi che ci hanno chiamato e naturalmente consentire anche allo CGIL del Veneto di farvi gli auguri. Poi questa puntata avrà una sua replica durante il periodo natalizio, poi con gennaio riprendiamo le nostre trasmissioni come sempre. Ben ritornato per l'occasione Daniele Tronco, segretario regionale dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben ritornato ormai di casa proprio, invece Maria Pistorello, responsabile del Dipartimento Previdenza dello CGIL del Veneto. Benvenuta anche a lei. Allora, vediamo subito di fare il punto della situazione. C'è questa novità interessante a cui abbiamo già accennato peraltro la scorsa settimana, però è bene comprenderla in tutti i suoi termini, l'estensione della no tax area, quindi area di tassazione è stato ampliato, ma come? A chi? Come vedete questo provvedimento? È un contentino a fronte di qualcosa che viene tolto, perché c'è sempre a volte una contropartita. Spieghiamolo ai nostri pensionati e telespettatori e chi naturalmente ha a che fare con il mondo degli anziani. Sì, diciamo che la legge di stabilità, tra i tanti provvedimenti, è stato inserito anche un provvedimento proprio nelle ultime ore che è frutto di un confronto che si è svolto nei mesi scorsi tra i sindacati dei pensionati e Poletti. Già questo è un fatto abbastanza importante. Infatti, perché come abbiamo visto questo governo non è molto incline ai confronti con il sindacato. Il fatto che quindi è una cosa recentissima, vero? I pensionati sono riusciti a tenere questo tavolo e a presentare a Poletti una serie di richieste, tra le quali anche c'era la richiesta anche di rimuovere una cosa che è stata introdotta ancora da Tremonti, che era la differenziazione della no tax area, cioè della soglia entro la quale non si applica, diciamo, l'IRPEF. Adesso poi la Maria entrerà nel dettaglio in modo molto specifico, che sostanzialmente aumenta la detrazione fiscale per i pensionati. Circa 200.000 pensionati in Veneto avranno da questa operazione 150 euro circa di beneficio. Non è tantissimo, ma è già qualcosa, diciamo che è un risultato, ma soprattutto viene rimossa un'odiosa differenziazione che, ripeto, era stata introdotta dal ministro Tremonti, che differenziava la detrazione fiscale, la no tax area, tra lavoratori dipendenti e pensionati. Ovviamente i pensionati sono i soggetti più deboli, poi all'interno dei pensionati abbiamo anche un'altra ulteriore differenziazione, che è quella riferita all'età, perché più o meno dei 75 anni. E questa in parte rimane e noi stiamo cercando di lavorare per rimuovere anche questa, diciamo, questa ulteriore soglia che è presente. Poi abbiamo ottenuto un altro piccolo risultato che è riferito all'incremento delle pensioni per effetto della dinamica del costo della vita, adesso dell'adeguamento. Siccome noi siamo in presenza di inflazione sotto zero, i pensionati avrebbero dovuto dal 1° gennaio restituire una cosa che era stata anticipata nel corso del 2015. Ne aveva accennato a suo tempo Maria Ci saremmo trovati nel paradosso che non solo non avremmo avuto incrementi che noi chiediamo con forza e la rivalutazione, ma saremmo stati costretti anche ad avere una detrazione, che poi tanto piccola non è, riferita, diciamo, a questo surplus. Al momento la questione è stata congelata, nel senso che la affronteremo più avanti, nel senso che al momento non si fa nessuna trattenuta e quindi è stato stabilito che è zero, l'inflazione è zero, quindi non ci sono variazioni, quindi non ci sono detrazioni.
Io volevo dire che in queste ore si sono determinate anche altre due questioni che interessano il mondo del lavoro e i pensionati. La prima questione riguarda la Carta dei diritti universali del lavoro. La CGIL ha deciso nel direttivo dell'altro ieri di avviare nel mese di gennaio, dopo il 12 di gennaio, una campagna di massa di tutte le strutture, di tutti i posti di lavoro, di tutte le leghe dei pensionati per presentare una proposta di legge sulla Carta dei diritti universali del lavoro che, diciamo, tende a ripristinare nel mondo del lavoro quello che è stato per alcuni aspetti tolto con l'eliminazione dell'articolo 18, ma che va molto al di là, perché quindi un nuovo statuto. Sì, ma non solo non riguarderà, secondo le intenzioni della nostra organizzazione, solo i lavoratori dipendenti in quanto tali, ma tutti i soggetti che stanno sul mercato del lavoro, quindi sopra e sotto i 15 dipendenti, quindi anche lavoratori che hanno prestazioni continuative, eccetera, perché pensiamo che tutti devono avere, diciamo, un livello di tutela di un certo tipo. E soprattutto perché poi voi avete sempre un occhio di attenzione nei confronti anche dei giovani. E certo. I giovani e sui giovani proprio ieri si sono tenute a Firenze con la Susanna Camusso, a Torino con la Furlan e a Bari con Barbagallo gli attivi dei delegati delle confederazioni, in questo caso unitariamente, dove il tema era cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani, per stabilire che bisogna riprendere e cambiare la Fornero, perché la Fornero, la legge Fornero, secondo noi, ed è importante che sia un'iniziativa unitaria, bisogna introdurre innanzitutto una flessibilità in uscita, quindi dare la possibilità che un lavoratore possa andare in pensione in modo flessibile e soprattutto, diciamo, 41 anni di contributi bastano, cioè non è possibile che noi siamo in presenza di persone, di lavoratori che con questo meccanismo potrebbero anche lavorare 43, 44, 45 anni, perché poi dipende dall'incrocio con l'età, e soprattutto definire un criterio che le pensioni siano dignitose, quindi che sia ripristinata una rivalutazione, e soprattutto che, diciamo, che chi andrà in pensione nei prossimi anni non abbia una pensione da fame. Certo. Che ci sia, come dire, una modifica del sistema di calcolo che dia possibilità di andare in pensione con pensioni dignitose. Ecco, questi sono tre fatti importanti che partono da questo fatto della legge di stabilità, che adesso ricordo deve essere votata nelle prossime ore definitivamente, e che quindi noi, diciamo, invitiamo i parlamentari veneti a sostenere, perché poi bisogna poi sostenerla nelle aule parlamentari, perché poi il Parlamento e poi il governo deve decidere su questa che non vada a essere in qualche modo rosicchiata. Sì, perché che magari non ci sia qualche tentativo di recuperare. Infatti, quello è sempre il rischio. No, a questo proposito mi viene in mente anche una domanda che è stata posta da una persona giovane e riguarda questo tema qui del discorso della revisione della legge Fornero, che provoca sempre tanto malessere, tanto malumore, a parte in alcune figure che non hanno problema di essere coinvolte, per cui la sostengono, dicono che è anche una legge interessante, che andava fatta questa benedetta riforma, assolutamente, qua là. Se non si provvede in qualche modo a rivederla, si arriva al paradosso che, ed questo è l'oggetto di questa mail che è arrivata da parte di uno, penso giovane, a 30 anni una persona, mettiamo 30-35, riesce a avere questo benedetto tempo indeterminato, utopistico. 35 più 40... Andiamo in pensione, sì, i giovani andranno in pensione, avranno una pensione dignitosa con questa, in prospettiva di questo. Ottimistica, è ottimistica. Sì, ottimistica, a 70 anni, 75 anni. 75 anni, esatto. Ottimistica. Calcoliamo, come giustamente ci ha fatto osservare questa persona, che per motivi vari è rimasta a casa da un'azienda, poi ha avuto anche un figlio, eccetera, 1 anno e mezzo. Quindi a questo punto arriviamo a 76-77. Esatto. È qualcosa di fuori
fuori dalle logiche se ne è parlato concepibili. giusto ieri negli attivi fatti proprio di questa questione, il fatto che bisogna trovare un sistema per coprire i periodi di lavoro discontinuo dei giovani. I giovani, lo sappiamo, sono purtroppo quelli che risentono di più della crisi che è in atto adesso in questi anni. Il tasso di disoccupazione giovanile, lo ricordo, è superiore al 40%. Sono quei giovani che domani, ben che vada, troveranno un lavoro stabile, ma adesso si devono accontentare di lavori a chiamata, lavori precari magari di qualche mese, in qualche modo discontinui. Ecco, bisogna trovare il modo perché i periodi vuoti di contribuzione vengano coperti da contribuzione figurativa, in modo che i nostri giovani un domani possano andare in pensione contando su una pensione dignitosa, come diciamo noi. Ieri sono state dette due cose molto importanti che anticipava anche Daniele. Intanto dire una volta per tutte 41 anni di contributi bastano. 41 anni, mettiamoci il punto fermo, basta con l'aumento del costo della vita. Sì. Lo so, sono tanti, ma io voglio ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che dal 2016 per andare in pensione anticipata cosiddetta, mi fa anche ridere dire anticipata, per le donne ci vogliono 41 anni e 10 mesi di contributi versati e per gli uomini 42 anni e 10 mesi. Quindi se diciamo 41 anni la fermiamo qui, è già un punto di arrivo molto importante, perché sulla testa dei lavoratori e delle lavoratrici incombe la spada di Damocle della aspettativa di vita, per cui ogni 3-4 anni bisogna aumentare di alcuni mesi. Un'altra delle cose importanti che è stata detta ieri, 41 anni di contribuzioni bastano e bastano 62 anni, cioè cerchiamo di consentire l'andata in pensione a 62, a partire da 62 anni, perché dopo uno può decidere anche di rimanere di più, può fare le proprie scelte. 41 anni di contributi, 62 anni, senza penalizzazioni, perché abbiamo l'assurdo oggi. E questo adesso mi fa dire anche una cosa che è stata poi decisa in Commissione Bilancio sulla legge di stabilità. Abbiamo l'assurdo che chi è andato in pensione, chi è entrato nel mondo del lavoro per esempio a 15 anni è penalizzato. Perché? Perché è troppo giovane, fai 42 anni e 10 mesi magari di lavoro compiuto, ha cominciato a lavorare a 15 anni, non ha ancora i 62 anni attualmente, e paga la penalizzazione. Diciamo che attualmente non è così. Lo era però fino a qualche tempo fa, nel senso che adesso il provvedimento del governo ha deciso che chi va in pensione con 62 anni di età entro il 2017 non paga penalizzazioni. Una delle cose che sono state approvate in Commissione Bilancio e che è secondo me un provvedimento ottimo, perché lo speravamo questo, è di aver cancellato, cerco di farmi capire bene, fino al 2014, fino al 31 dicembre del 2014, chi aveva anche oltre i 40 anni di contributi, però andava in pensione con meno di 62 anni, pagava una penalizzazione sulla sua pensione, l'1% per un anno, poi si aggiungeva il 2% per il secondo, il 2% per il terzo, fino a un massimo di una penalizzazione dell'8%. Diciamo che le penalizzazioni sono state cancellate a partire dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre del 2017. Poi? Cosa succede? Che chi era andato in pensione fino al 31 dicembre del 2014 continuava ad avere la penalizzazione sulla sua pensione. Quindi non è effetto retrattivo di questo provvedimento? No, assolutamente. Per fortuna dal 2016 sono tolte le penalizzazioni anche per questi che sono andati in pensione tra il 2012 e il 2014. Ma però non si parla di dargli gli arretrati, rimane aperta la questione. Diciamo, da una parte è stata fatta una buona cosa ma incompleta, noi auspichiamo che si ponga rimedio. Perché sempre pagare gli arretrati quando invece è lo Stato che deve? È incredibile, è incredibile. È una cosa... Quando parliamo di questo noi parliamo di ingiustizie.
Queste si chiamano ingiustizie, perché a parità di requisiti, a parità di età, a parità di tutto, chi è andato in pensione l'anno prima è penalizzato rispetto a chi è andato in pensione l'anno dopo. Insomma, ingiustizie. Sì, un giorno, esatto. L'anno prima, nel senso che è andato in pensione il 30 dicembre, è penalizzato rispetto a chi va 3 giorni dopo, magari dal 1 di gennaio, dall'1 dal 2 di gennaio. Quindi da questo punto di vista, insomma, vabbè, ecco. È così. Diciamo così, voi che cosa ne pensate? Abbiamo parlato anche appunto martedì sera in trasmissione, avevamo le Pistarello, adesso sento un po' Daniele Tronco, delle osservazioni della ex ministra Fornero, che si è detta scandalizzata da tanta rabbia nei confronti di questa legge, quando ha detto, quando l'abbiamo poi approvata, tutto sommato non è che sia ribaltata l'Italia su se stessa o che so io, e quindi tutto sommato poteva passare così. Adesso invece si vogliono fare un po'. Che cosa dice? È una questione un po' più il problema, politica, guardi, è molto semplice nella complessità, insomma, cioè il provvedimento della Fornero, della gestione Monti, diciamo, del governo dei tecnici, è avvenuta in una situazione di particolare emergenza finanziaria. Ci ricordiamo lo spread a 600 punti, la possibilità del default del Paese, e quindi, diciamo, in quel contesto lì alcune posizioni si potevano anche capire, anche se non erano affatto giustificate, perché lì fu fatta un'operazione che andava a pescare le risorse, andava a intervenire nella parte più semplice, perché i pensionati funzionano come un bancomat, le pensioni e i pensionati nel nostro Paese, perché se tu ritardi di 7 anni di un botto l'andata in pensione di centinaia di migliaia di persone, è chiaro che hai un risparmio della spesa pubblica, è del tutto evidente. Peccato però che questo risparmio, e lo si è visto poi a posteriori, ha prodotto più guasti di quelli che ha, fra virgolette, riparato con l'introduzione, perché aver bloccato il ricambio generazionale nelle aziende cosa sta producendo? Che poi le aziende hanno messo in cassa integrazione, hanno messo in mobilità, tutti i provvedimenti che poi sono pagati da chi? In parte dai lavoratori con gli accantonamenti dei fondi previsti, perché poi la cassa integrazione, quella ordinaria, è pagata da un fondo che è gestito dalle imprese e dai lavoratori che versano su questo capitolo una quota del proprio reddito, ma soprattutto dalla fiscalità generale, perché poi tu intervieni con finanza pubblica per riparare i guasti. Siamo alla settima norma di salvaguardia per tutta la marea di esodati che nel frattempo, per effetto proprio di questa norma della Fornero, la Fornero dovrebbe fare mea culpa, perché lei da docente universitaria doveva sapere che erano in corso migliaia di esodi di persone che avevano fatto un contratto con lo Stato, cioè avevano convenuto con l'azienda, assistiti dal sindacato, ma anche con il centro regolatore statale, che poteva essere l'ufficio provinciale del lavoro, di uscire prima dal mercato del lavoro. Lei non ha tenuto conto di questa situazione e ha costretto migliaia e migliaia di persone a vivere con l'incubo, ancora oggi, di veder sanata la possibilità di andare in pensione, perché queste persone avevano contratto con l'azienda e, ripeto, con lo Stato, un patto per cui io rimango a casa 3 anni prima e poi vado in pensione perché maturo il diritto, ma se tu nel frattempo mi cambi la legge, mi sposti di 5 anni, io rimango 5 anni senza pensione e senza tutele sociali, tant'è che è dovuto poi nei governi successivi avviare questa procedura della salvaguardia, che poi in molti casi è stata anche strumentalizzata, cioè è stata una deformazione del mercato, e quindi
assieme a persone anche legittimamente interessate, si sono inserite anche situazioni poco trasparenti. Questo è un'altra distorsione. Ripeto, nel periodo dell'emergenza puoi anche sostenere che c'è una... Sì, però effettivamente c'è anche questo problema che poi valutando col senno di poi ce l'hanno fatta passare come emergenza, perché lo spread sappiamo che è qualcosa di estremamente volubile, che non è che il nostro debito pubblico è diminuito, che cosa, non abbiamo fatto mega riforme, perché a parte questa tragica riforma qui con delle ripercussioni, ma guardi che questa riforma ci hanno messo, era una questione veramente di politica generale. Bisogna sapere che la riforma previdenziale, cosiddetta riforma previdenziale, che non è una riforma previdenziale, ha prodotto decine di miliardi di risparmi della spesa sulle pubblica, spalle però dei più deboli. Sulle spalle dei soggetti più deboli. Questa è l'ingiustizia vera. Mentre non si è toccata per esempio l'evasione fiscale, non si è toccato l'elusione fiscale, c'è la possibilità che si dà a certi soggetti di non pagare le tasse. Al lavoratore dipendente e al pensionato le tasse è obbligato a pagarle perché i sostituti d'imposta gliele trattengono alla fonte e purtroppo invece i servizi li utilizzano tutti. Assolutamente. E io pago per un servizio anche che altri non contribuiscono a pagare. Si può ancora, perché è ancora aperta la discussione, perché il vero nodo è che se noi riusciamo a introdurre un meccanismo per cui siamo in presenza di una società più giusta, più equa. Ma non mi sembra che anche questa legge finanziaria, perché diamo ancora dei vantaggi. Si era promesso. Adesso avevano messo una super tassa per i super yacht, adesso l'hanno tolta. Certo, la cantieristica è importante, però io penso che se uno può spendere qualche decina di milioni di euro per prendere il super yacht può anche pagare un po' di tasse. Noi continuiamo su questi temi subito dopo la pubblicità.